Va ora in onda Scuola Padana. Eccoci qui, dopo diversi salti e balzi dovuti all'attualità politica che spesso richiede il sabato impegnato, e quindi riprendiamo il nostro discorso partendo dall'ultimo evento grande della scuola. Evento grande della scuola, mi è scappata questa dichiarazione solenne, però c'è stato questo grosso sciopero del 5 di maggio contro la ipotetica riforma Renzi, quindi uno sciopero preventivo. Io ridendo, ma fino a un certo punto parlavo con dei miei amici, colleghi, dicevo, ma questo non è uno sciopero, perché nella scuola comandano i sindacati e il livello assembleare del personale. Per cui sono loro i padroni. Loro hanno chiuso la scuola contro un governo che vuole ridurgli il potere al sindacato, in forme ancora non chiare, però questo è chiaro che Renzi vuole ridurre il potere dei sindacati e dell'assemblearismo, dello stile siamo tutti fratelli e decidiamo tutti insieme tutto, che è lo stile predominante nella scuola da ormai 20 anni, 30 anni, e quindi loro si oppongono. Però più che uno sciopero, dicevamo, è una serrata, cioè sono quelli che hanno in mano il potere nella scuola che si oppongono a qualunque tentativo esterno di condizionarli e di limitarli. Ma allora è qui il guaio, cioè siamo tra la padella e le brace, siamo messi così. E la cosa strana, perché è l'Italia che è strana, l'Italia è un paese strano, pieno di contraddizioni, anzi dove la contraddizione è la regola. E la regola, questo non è che lo dica io, lo sanno tutti, lo dicono tutti, solo che adesso mi è capitato un libro che dopo vi spiegherò molto bene, ve ne leggerò anche dei pezzi, intitolato Italia senza nazione, che è scritto da un certo Manlio Graziano, che però sottolinea, lui descrive molto bene tutto questo nella storia italiana, questo fatto di essere un paese contraddittorio, incerto, eccetera, solo che mette in luce, ha messo giustamente in luce che però l'Italia è riuscita sempre, nonostante sia così oscillante, a stare ai vertici del benessere del mondo. È sempre stata comunque riuscita sempre a mantenersi tra le nazioni più ricche del mondo. E questo è il lato positivo è l'altra faccia del trasformismo, cioè questo continuo ballonzolare è come un corridore di surf, non ha una sua direzione, si appoggia all'onda, la mantiene e è così bravo a galleggiare sull'onda, l'onda degli eventi internazionali, che comunque fino all'altro ieri aveva mantenuto l'Italia tra i paesi più ricchi del mondo, quest'andazzo, questo di dire sempre sì a tutti, stare con gli americani ma avere una forte componente filorussa che faceva gli affari con la Russia, Togliattigrado, eccetera, eccetera, stare con l'Europa ma allo stesso tempo stare col terzo mondo, e che continua questo andazzo. Noi siamo sempre il paese che dice sì a tutti. E questo aveva un suo corrispettivo. Adesso però ho l'impressione che tutto questo andazzo faccia molta fatica a reggere, non lo so, magari regge per altri 50 anni, chi lo sa. Per ora non si vede ancora via d'uscita, per ora. L'analisi della situazione internazionale non la sappiamo fare ancora noi, o comunque la facciamo più distinto che con lucidità. Però ecco, io sono rimasto colpito dopo questo sciopperone, che ha avuto dei risultati più grandi di quanto si immaginava sicuramente il governo.
Però per fortuna mia, consolazione mia, che ovviamente non ero favorevole, perché io dovendo scegliere tra Renzi e quelli che gli sono contro, dico sempre che è meglio lui di quelli che gli sono contro, che sono proprio i vecchi marpioni che hanno in mano tutto il potere nel paese, che l'hanno portato al tracollo. E quindi quando dico che siamo tra la padella e le brace, però li conosco bene i suoi avversari: sindacalismo, assemblearismo, cioè tutto quello che ha rovinato il paese. Allora c'è questo articolo bello di Paolo Franchi sul Corriere di ieri, intitolato "Se contro la buona scuola va in piazza il popolo del PD". Cioè, guardate che questa è una contraddizione forte, cioè l'Italia elegge Renzi, lo spinge in alto nel giro di 1 anno e mezzo fino ad arrivare a capo del governo e a buttare giù tutti gli altri, con una potenza imprevista e stupefacente per molti aspetti. Questo governo inizia a fare la riforma della scuola, che dichiara essere la sua riforma più importante, e chi ha contro? Tutti quelli del PD. Tutte le forze tradizionali del PD. Quindi il popolo del PD è contro il governo del PD. Ora, uno può fare un'ironia facile, eccetera, ma io sapete che non sono quello che fa queste ironie facili. Anzi, io cerco di analizzare e di capire cos'è. Allora dico, l'Italia è un paese così, pieno di contraddizioni, che si vanta di essere plurale, che ha la Chiesa cattolica al suo centro e anche al suo vertice, oggi sempre di più, e che fa della mediazione, cioè il dare un po' ragione a tutti, l'arte della sopravvivenza e anche del business. Ora bisogna vedere cosa succederà. Comunque leggiamo questo articoletto. Istruzione. Per opporsi alla riforma hanno manifestato non gli avversari, ma gli elettori del partito del Premier, una componente del centro-sinistra frustrata nelle sue aspettative. Sfidarla vorrebbe dire per Renzi tagliare nella carne viva del suo mondo di provenienza. Infatti Renzi ha detto che è disposto a trattare, però non completamente, perché ha detto che i principi chiave della riforma non si toccano. E questo di ridare un po' di potere ai presidi, che non è quasi niente, quel potere che gli dai in mano, cioè rispetto al potere che ha un direttore di un'azienda autonoma, tra virgolette, è praticamente nullo il potere, ma lui è chiaro che vuole ristabilire una catena di comando del governo sul sistema scolastico, cosa assolutamente logica e accettabile, perché qui da noi è stranissimo, la burocrazia agisce come se fossero loro i padroni della macchina che lo Stato gli dà in mano, invece loro sono burocrati, cioè agenti dello Stato, e quindi devono obbedire alle direttive del governo e dello Stato. Però, e qui si innesta il discorso che faccio io da anni, spero che l'abbiate capito e che non travisiate quello che dico. Io dico che deve esserci un sistema scolastico che ha al suo interno, nella sua organizzazione, sia il nocciolo uguale per tutti, sia la polpa diversificata da istituto a istituto, da territorio a territorio. Quindi cioè la flessibilità del sistema scolastico non sta nel fatto che il centro dà delle direttive e che poi i funzionari le osservano a seconda di come gli gira. La flessibilità del sistema scolastico sta nel fatto che esistono delle norme, delle parti di curricolo scolastico, cioè di quello che arriva agli alunni, che sono molto rigide e molto controllate, con personale anche molto gestito, e ci sono poi delle attività scolastiche svolte negli istituti scolastici che invece sono opzionali per l'alunno e a discrezione degli istituti scolastici. Questa è la flessibilità trasparente, chiara e nitida, che non destabilizza niente e che funziona.
Però fanno finta di non capire. Allora, può succedere talvolta di aver ragione inconsapevolmente, per così dire, proprio malgrado. È il caso da ultimo del ministro dell'istruzione Stefania Giannini, secondo la quale quello della scuola di martedì scorso è stato uno sciopero politico. Nel lessico del ministro quell'aggettivo politico ha un significato quasi spregiativo, sta nel migliore dei casi per eterodiretto. E qui è l'errore, chiamiamolo così, della signora ministra, che però coglie, è il caso di ripeterlo, nel segno. Qui è l'errore che coglie nel segno. Vedete come costantemente la contraddizione è lo stile italico. Quelle centinaia di migliaia di insegnanti che assieme a non tantissimi studenti, e questo mi ha consolato molto, sentire che gli studenti non sono andati dietro a questi sindacati, hanno manifestato, caso più unico che raro, sotto la bandiera di tutti i loro sindacati, la CGIL certo, ma pure la CISL e la UIL, nonché la GIL degli autonomi, per non dire dei COBAS. Ce l'avevano indubbiamente con il governo, per una quantità di concretissimi e sindacalissimi motivi, si capisce. Ma prima ancora per l'idea di scuola e quindi di società che la forma carissima Matteo Renzi prospetta. Un'idea considerata, non importa qui quanto ha ragione e quanto ha torto, non meritocratica, ma verticistica, aziendalistica e discriminatoria. Aziendalistica, già accusarono Berlinguer nel 2000 di avere una visione aziendalistica della scuola, cioè se metti uno che guida un istituto scolastico e sei un aziendalista. Loro vogliono un sistema assembleare dove il ministro conta 0 e dove contano i sindacati, che sono l'unica struttura coordinata a livello nazionale e che agisce nei collegi docenti. Queste cose chi è nella scuola sa benissimo, sa benissimo. E dunque, ma prima ancora per l'idea di scuola e quindi società che la riforma carissima Matteo Renzi prospetta. È evidente, lo ripeto, che non solo Renzi, ma chiunque vada a dirigere la scuola prova, senza mai riuscirci perché lo stroncano subito, a ricostituire una catena di comando sul sistema scolastico, cosa impossibile per ora. Perché tutto sommato le idee poi si mettono lì quei ministri come questa ministra che c'è fa ridere. Questo Stato che vuole Renzi allora sarebbe forte con i deboli, deboli con i forti, come avrebbe detto il vecchio Pietro Nenni, e dunque non da emendare ma da rinviare seccamente al mittente. L'obiezione è nota, niente di nuovo, è già successo un'infinità di volte. Il mondo della scuola non vuol sentir parlare di riforme, di valutazione di mercato. Il sindacalismo scolastico è sempre stato conservatore. Anche ammesso che le cose siano così, però qualcosa di nuovo c'è, e come? Non si tratta soltanto delle dimensioni senza precedenti delle astensioni dal lavoro e dei cortei. La novità sostanziale, io sarei stato curioso di avere i dati esatti del nord, del centro e del sud, perché è chiarissimo che il blocco sociale che sorregge lo status quo, cioè il sistema dello Stato assistenziale clientelare, è il centro meridione. E mi pare anche che la manifestazione di Milano sia stata quella più piccola, così dalle cifre che giravano, dicevano 20-30 mila, mentre a Roma erano 100.000, forse di più, chi lo sa. La novità sostanziale comunque è che alla guida del governo, di un governo che giura di considerare la buona scuola il primo e più epocale dei suoi impegni, c'è il leader del Partito Democratico, Matteo Renzi, e che le donne e gli uomini, giovani e meno giovani, che martedì hanno affollato le piazze di mezza Italia di questo partito, rappresentano non lo zoccolo duro, perché di zoccoli duri non ce ne sono più da un pezzo, ma una parte molto importante, forse decisiva, di quella che i politologi chiamano la constituency politica ed elettorale del PD. Come dire, in parole povere, che contro Renzi hanno manifestato, ed è la prima volta nella storia repubblicana che questo avviene, non i suoi avversari ma i suoi elettori. Infatti il cosiddetto centrodestra assente.
Anzi, per essere più precisi, un settore dell'elettorato di centrosinistra non solo elettoralmente cospicuo, ma collocato in una posizione di cerniera nella società da cui, se ne prende consapevolezza, può esercitare una funzione importante nell'organizzazione del consenso e del dissenso, cioè gli insegnanti, cioè questo potere ha contro proprio i custodi del potere, i difensori e i propagatori del potere, cioè la classe media intellettuale, che però in Italia ha questa caratteristica particolare di non essere la classe media dell'Italia, di essere l'insieme dei disoccupati del centro-sud che sono andati a fare gli insegnanti perché lì avevano sbocco impiegatizio che non trovavano altrove. Quindi non è in effetti la parte intellettuale del ceto medio in generale, è questa cosa qui. Sono gli impiegati di forza che fanno magari l'insegnante odiando il mestiere di insegnante. Io ne conosco diversi che proprio ti dicono: a me fare l'insegnante va proprio schifo, fare l'insegnante di sostegno mi fa diventare matto, eccetera. Però l'unico modo per trovare un lavoro sicuro e faccio quello, quindi questa situazione. Di più, cronisti a corto di idee e soprattutto di mestiere hanno ironizzato su un presunto tardissimo sessantottismo degli scioperanti e comunque sul radicalismo mezzo corporativo e mezzo estremista che avrebbe permeato di sé la manifestazione. Chi scrive, e questo Paolo Franchi sul Corriere, ripeto, con qualche esperienza nel ramo, ha visto sfilare in piazza Barberini per quasi 2 ore tutto il corteo romano e ne ha tratto una sensazione assai diversa e per l'esattezza opposta, e cioè che lì erano rappresentati fisicamente non tanto i resti del tradizionale estremismo di sinistra, che pure ai margini c'erano, quanto piuttosto l'animo e il corpo moderatamente conservatori e moderatamente riformisti del centro-sinistra. Infatti uno dei cartelli più usati era "riforme sì, ma non così", cioè sì, vogliono le riforme, ma che non cambino l'essenza della scuola di Stato, cioè un ambiente dove c'è l'assemblearismo e dove si entra così senza ope legis e non ope concorsi, per opera della legge e non per opera dei concorsi. Mi è rimasto impresso l'ope legis perché ricordo che quando andai per la prima volta, parlo più di 30 anni fa, a una riunione sindacale di un sindacato che 30 anni fa era uno dei più forti nella scuola, prima che CGIL, CISL e UIL prendessero assolutamente il sopravvento anche nel centro-sud. Lo SNALS, che era il sindacato dei vecchi insegnanti. Nello SNALS era stata però una rivoluzione, cioè da sindacato dei vecchi insegnanti professionali, solenni, che si davano arie di grandi intellettuali dediti all'educazione del popolo ignorante, lo SNALS divenne di colpo, assieme alla CISL, il sindacato dei precari, del precariato, del meridionalismo che voleva il posto a tutti i costi, eccetera, eccetera, e anche i dirigenti erano così, cioè gente che non sapeva parlare l'italiano, però aveva questa forza, questa carica, e questa disse: sì, ops, legge, vogliamo che entrino, ops, legge, non ope legis. Mi rimase impressa questa cosa. Solo che appunto questa cosa, come dice giustamente oggi Salvini, non è la laurea che definisce lo spessore umano e intellettuale di una persona, è la determinazione e la chiarezza degli obiettivi che vuole raggiungere, e loro ce l'hanno avuta per 30 anni, infatti hanno preso totalmente il potere nella scuola. E allora andiamo avanti qua. Allora c'è il popolo dell'ulivo. In piazza c'era il popolo dell'ulivo, un popolo che preferisce di gran lunga il noi all'io,
dell'uomo solo al comando, ma pure un popolo deluso, anzi frustrato nelle sue aspettative, e in questo senso si radicalizzato in una protesta che ancora non ha e forse non avrà mai degli interlocutori e dei punti di riferimento politici degni di questo nome. È onestamente difficile pensare che tutto questo Renzi non lo avesse messo in conto, lo aveva sicuramente messo un po' in conto, sicuramente immaginava reazioni più circoscritte al suo stile di governo e alla sua riforma. Adesso che questo potenziale critico si è manifestato in misura così ampia, non sarà facile resistere alla tentazione di sfidarlo, magari in nome di quella scomposizione delle idee di sinistra e di destra che, come ha ben scritto Galli della Loggia, sembra l'unico politico in grado di padroneggiare. È possibile che ci riesca, ma per farlo dovrebbe tagliare nella carne viva del suo. E quindi sentite come è grossa questa problematica per cui l'Italia o è sottomessa alla stagnazione, se vuole uscire dalla stagnazione manda su oggi governi che o di destra o di sinistra devono far dimagrire gli impiegati pubblici. E non ce n'è di storie. Che ci vadano su con argomenti di destra o con argomenti di sinistra, non ce n'è di storie. L'impianto statale italiano non regge più, costa troppo, è un discorso che va avanti da 20 anni, la spesa pubblica non diminuisce, anzi tende costantemente ad aumentare e quindi non c'è scampo. Non c'è scampo e tutto sommato ancora la classe dirigente maggioritaria in Italia non fa il discorso che dovrebbe fare, cioè spiegare a che livello si dovrebbe portare l'organizzazione pubblica, a che livello di spesa per poter reggere l'andazzo e parlare chiaro alla gente, cioè dire così non si può andare avanti. Mentre invece sì, Renzi dice dobbiamo cambiare l'Italia, ma non spiega esattamente, non entra nei dettagli di queste faccende. E i dettagli sono che, per esempio, l'ho detto anche l'altra volta, la stessa misura di assunzione dei precari, 100.000, ultima volta però che si sana il precariato perché dopo sparirà, si sa già che non sarà così, perché i supplenti bisognerà comunque prenderli e dopo 3 anni saranno precari da assumere. Ops, legge. Quindi, ope legis, ops, legge. E quindi non c'è niente da fare, a meno che, io adesso ho scritto anche un articolo che uscirà tra 2 o 3 giorni, sempre sul sussidiario.net, dove ho articolato bene la mia proposta, la mia idea di come andrebbe risolto il problema delle supplenze nelle scuole. Però qui volevo sottolineare adesso, prima di passare, tra poco c'è la pausa, no? E dopo la pausa però mi fermerò su quel libro che vi ho detto che voglio raccontarvi un po'. Su un aspetto, cioè la critica di questa gente è, da un lato i presidi, quindi il comando in Italia, lo statale non vuole essere comandato. Voi immaginate un'azienda non statale dove non c'è il capo. È la grande fortuna dell'azienda non statale il capo, perché quando c'è un contrasto si sa sempre chi decide. Decide il capo reparto, il capo settore, il capogruppo, il capo dell'azienda. Dove non c'è il capo, dopo un po' si scatenano le controversie orizzontali, cioè tra le persone che invece le vicende personali, le invidie, le amicizie tattiche, le inimicizie. Ci vuole il capo per far funzionare l'azienda e ci vorrebbe anche per far funzionare la scuola di Stato, l'istituto scolastico, però un capo che appunto deve far funzionare le cose e quindi che
che deve essere molto controllato. La mia proposta, sapete quale è? L'ho fatta 100 volte, è quella che praticamente ci siano i distretti e non le province, quindi ogni una ventina, 20-30 dirigenti ci sia un ufficio scolastico distrettuale con un responsabile che controlla 20 istituti scolastici, 30 al massimo, e quindi ha il polso esatto di tutti i dirigenti che sono sotto di lui e li guarda e li controlla, li segue, li aiuta, li supporta, perché il compito del capo è anche quello di supportare. Però deve essere il capo, e tutti devono sapere che se c'è una divergenza di opinioni l'ipotesi del capo prevale. Non è che c'è una parità assoluta dove discutiamo e poi tu fai quello che vuoi e basta. Vabbè, allora diciamo l'altra questione, oltre al rifiuto del capo, del manager, eccetera, è il finanziamento alle scuole private, che fa ridere. C'è la possibilità di detrarre circa un centinaio di euro all'anno per chi manda i figli in scuole private, dove ne spende 4.000 all'anno mediamente, da 3.000 a 5.000 all'anno, dipende dai livelli, dalla retta variabile, che un po' varia, però gli ordini di grandezza sono questi, dai 3.000 ai 5.000 euro all'anno se mandi i figli alla scuola privata, quindi una detrazione che ti fa entrare 100 euro in più fa ridere i polli. Allora mi dicono che c'è adesso la pausa, dopo vi spiego meglio questo concetto qui e poi vi parlo del libro. Per traslocare ho scelto Grillo Antonino, perché hanno cura del mio trasloco e del mondo in cui viviamo grazie a Ecotrasloco. Scegli Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità che rispetta anche l'ambiente. Chiamalo 02 43 52 24. Salve, sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Se avete tanta voglia di dormir bene, venite alla Mondoflex. Tanti nuovi prodotti di altissima qualità a prezzi decisamente contenuti. Vi aspetto. Mondoflex, reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda. Vuoi trovare nylon, Delrin, PVC, plexiglass, gomma, Vulcolan, neoprene, silicone? Prova alla Sargom. Se non lo trovi alla Sargom, dove lo trovi? Sargom, dal 1968 a Brescia. Articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, dal 2008 a Rodengo Saiano, Brescia. Punto di riferimento articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, via Gaetano Bertoli 15, Rodengo Saiano, Brescia. Telefono 030 31 77 41. Grazie Brescia, da Sargom. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Per traslocare ho scelto Grillo Antonino, perché hanno cura del mio trasloco e del mondo in cui viviamo grazie a Ecotrasloco. Scegli Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità che rispetta anche l'ambiente. Chiamalo 02 43 52 24. Salve, sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Se avete tanta voglia di dormir bene, venite alla Mondoflex. Tanti nuovi prodotti di altissima qualità a prezzi decisamente contenuti. Vi aspetto. Mondoflex, reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda. Vuoi trovare nylon, Delrin, PVC, plexiglass, gomma, Vulcolan, neoprene, silicone? Prova alla Sargom. Se non lo trovi alla Sargom, dove lo trovi? Sargom, dal 1968 a Brescia. Articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, dal 2008 a Rodengo Saiano, Brescia. Punto di riferimento articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, via Gaetano Bertoli 15, Rodengo Saiano, Brescia. Telefono 030 31 77 41. Grazie Brescia, da Sargom. Un nuovo modo per sostenere la tua radio.
Visita www.radiopadania.net. Nella pagina principale troverai un pulsante Donazione. Ti basta un clic e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su www.radiopadania.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Padania Libera. Diamo voce alla nostra gente. Ecco, volevo toccare la questione del finanziamento alle scuole private, fatto ridere. Una riduzione di intorno al centinaio di euro l'anno, che alle scuole private non modifica nulla, e alle famiglie che ci mandano i figli. Infatti, ormai in Italia chi fruisce delle scuole non statali, compresa la materna, che non è effettivamente una scuola perché è un servizio facoltativo non obbligatorio, è intorno al 10% dell'utenza. In Francia, la Francia giacobina, anticlericale, ci va il 20% nelle scuole non statali, per dire. Però io ho detto più volte che per creare davvero un sistema duale, cioè statale e paritario, come previsto dalla legge, che funzioni bene davvero e dia ai genitori la possibilità di scelta, il finanziamento dello Stato per ogni alunno o famiglia che va nella scuola non statale dovrebbe essere intorno ai 3.500 euro l'anno. Oggi è intorno alle 500, sapendo che lo studente costa allo Stato 7.500 euro l'anno, per cui se ne dà 3.500 chi porta il figlio nella scuola non statale, risparmia 4.000 euro per alunno. Attenzione! Non le dicono intelligentones queste cose, tengono accuratamente nascoste. Però questo non favorirebbe solo la Chiesa cattolica, che è quella che praticamente ha in mano quasi tutte queste scuole non statali. Vi faccio un esempio. Supponiamo che un comune come quello di Adro, in lite con la scuola statale fatta da un preside magari che va lì e vuole fare, ne ho visti anch'io di presidi che sul territorio si credevano dei gran signori e facevano le prediche alle amministrazioni comunali. Con 3.500 euro per alunno potrebbe benissimo qualunque comune istituire la scuola civica, cioè una scuola dove gli insegnanti li prende lui, li paga lui, tanto l'edificio lo deve dare comunque anche agli insegnanti statali. Potrebbe fare benissimo una scuola civica paritaria, mentre invece se la fa oggi lo Stato ci sono, perché a Milano ad esempio le scuole, gli asili sono quasi tutti comunali e quindi il comune spende una barca di soldi per mantenere questa tradizione degli asili comunali e anche dei nidi senza finanziamenti dallo Stato, con finanziamenti minimi. Sembra, abbiamo fatto lo studio su questa faccenda, era intorno ai 2.000 euro per classe, ce ne vogliono 3.500 per alunno. Quindi io questo lo ribadirò negli altri incontri che avrò in giro, perché adesso mi chiamano un po' di qua di là a fare spiegazioni, incontri. Se tu hai 3.500 euro per alunno, tranquillamente in un comune fai la scuola civica. Il problema è che sia noi della Lega, sia la Chiesa, una lotta forte per un finanziamento alle scuole paritarie non la facciamo, non l'abbiamo fatta anche la Chiesa, anche ogni tanto c'è il comunicatone dei vescovi che dice un paese se non ha una scuola non statale non è totalmente libero, è una battaglia così di principio, ma in realtà una lotta vera per aumentare il finanziamento alle famiglie che mandano figli alle scuole non statali non c'è, perché tutto sommato, secondo me, questa è una valutazione mia, perché nella Chiesa ci sono le frazioni, le correnti, ce n'è di storie, non è un ente monolitico, solo che devono stare zitte. La corrente vincente è quella che riesce a fare il Papa e dopo sta zitta. Lavora sotto e fa magari un altro papa diverso, e quindi questa, tutta la storia della Chiesa è fatta così, però hanno l'obbligo di stare zitti quelli che perdono, cioè di non fare casino, e la Chiesa di oggi è statalista e ha sposato pienamente
le vicende dello Stato italiano e dell'Italia per un gioco suo che è micidiale, ha una strategia mondiale potentissima la Chiesa, che però esercita stando profondamente radicata in Italia, per cui noi siamo qui, o stiamo con lei, però secondo me così siamo messi in un modo che ci sta quasi tirando a fondo. Infatti io dico sempre ai miei amici, alla Patrizia, dico qua, gli italiani si lamentano che vengono gli stranieri, poi fanno il sondaggio, il 90% è a favore del Papa, che è quello che è andato a Lampedusa a chiamarli. Quindi siamo noi che siamo schizzati dentro, cioè facciamo i grandi a gratis, a staccato gratis. Sentiamo il telefono. Pronto? Pronto? Sì? Buongiorno a tutti, buona Padania Libera. Buongiorno. Senta, a proposito di Chiesa, sì. Io vedo lì Benigni che parla con vescovi davanti, eccetera, eccetera, anzi cardinali. Mi pare che Gesù Cristo non sia mai andato nelle corse della biga, né con il potere romano che allora era potente in quel di Palestina. Quindi dico, io sono credente perché credo che c'è Dio, però guardi, ho perso l'amore verso la Chiesa e verso questa Chiesa che in teoria parla di proteggere i deboli, in realtà sta coi forti, in pratica è un SPA qualunque. Grazie, buongiorno. Buongiorno. E questa cosa di qual è l'impianto culturale italiano, è quasi un secolo e mezzo che si cerca di stabilire qual è la caratteristica dell'uomo italiano, della donna italiana, del cittadino, qual è la coscienza civile dell'italiano, e non se ne esce. Quasi tutti hanno detto che comunque il cattolicesimo è fondamentale, l'ha detto Croce, l'ha detto anche Togliatti, che non volle abolire il concordato Stato-Chiesa fatto da Mussolini, l'ha detto Mussolini, che in una prima fase era stato contro anche i popolari e contro i socialisti. E la Chiesa cattolica è una cosa gigantesca che è proprio dentro di noi, dentro ognuno di noi, però le vicende che stanno succedendo sono così potenti che ci obbligano a una riflessione proprio su questo. E guardate, vi faccio un esempio. Noi siamo incapaci, e questo l'ho letto chiaramente proprio in questo libro, Italia senza nazione, di Manlio Graziano. Segnatevelo e andatevelo a leggere, anche se io ve ne leggerò dei pezzi, e dice che l'Italia è incapace di definire quale è il proprio interesse nazionale. Allora, la Lega cosa fa? La Lega sono 20 anni che esiste e è passata dal secessionismo dei primi 2 o 3 anni, poi oscilla tra secessionismo e nazionalismo. Adesso ha preso pienamente la piega nazionalista e non si parla più neanche di federalismo, e quindi dobbiamo parlare delle due cose. Sentiamo. Pronto? Sì? Pronto? Pronto? Sì? Prego, chi parla? Chiamo da Treviso. Sì? Io sono una cattolica. Sì. Cioè io penso che ci sia un po' di confusione qui in Italia per quanto riguarda il cattolicesimo. Posso anche avere un'opinione diversa degli italiani, essendo figlia di immigranti, rientrata circa 30 anni fa in Italia. Comunque sono d'accordo con la signora, quello che ha detto prima, che non si trova in questa chiesa, però questa chiesa attuale non è la chiesa cattolica. Dopo il concilio è stato cambiato tutto, però se uno vuole imparare, conoscere la storia d'Italia, non può prescindere dalla chiesa cattolica, quella vera dico io, quando la chiesa faceva la chiesa.
perché troppi sangue è stato versato anche nella guerra, e tutto, i sacerdoti, le scuole, ospedali, tutto quello che è stato fatto in Italia e anche in Europa si potrebbe dire questo. Quindi bisognerebbe che guardassero in giro e vedere veramente dove è la Chiesa Cattolica adesso. Certamente non è con Bergoglio e non lo era nemmeno con Giovanni Paolo II, ecco, perché il Concilio ha ribaltato tutto. E questo è uno dei motivi che adesso anche per la Padania, per votare, io non voto più, perché vedo che c'è troppa anche tra i padani, tra i veneti, tra i milanesi, tutto questo odio che è contro la Chiesa, non sapendo quello che è successo. Qua bisogna tornare veramente alle origini. Non ho capito, lei dice che c'è un odio per la Chiesa? Io lo noto, pur andando qua adesso la nostra gente, io parlo per il Veneto, per Lombardia potrebbe essere la stessa cosa. È stato grande quando era radicata la fede e hanno anche espresso molta indipendenza dalla Chiesa, però avevano la fede ed erano radicati ed erano capaci di lottare per le loro e fare molto di più. Adesso che sono paganizzanti, perché è così, dopo dicono che questa Chiesa hanno pienamente ragione, perché Bergoglio non è cattolico, e questo non è una cosa che mi sono inventata io, perché basta vedere in giro la sua religione. È il Papa della Chiesa Cattolica, ma eletto, è il Papa visibile? No, ma io, è la persona visibile. Se uno conosce la storia della Chiesa Cattolica... al di là del Papa cattolicesimo o meno, il problema, a mio parere, da analizzare è il fatto che questo Papa piace ai non cattolici moltissimo. Dario Fo, faccio un esempio, Bertinotti. Ma è questo il problema. Questo è il problema. Ma al 90% degli italiani. Quando mai un Papa è stato popolare con il mondo? Beh, no. E basterebbe che la gente... In Italia sì, i papi sono stati sempre popolari. Adesso guardiamo, non sto guardando del concilio, dopo il concilio è tutto un altro discorso. Un Pio X, un Pio XII, un Pio XI, un Leone XIII non erano popolari, perché dicevano la verità. Adesso se lei mi parla in questa epoca ultima, ma questa è la Chiesa. Però adesso potremmo fare 2 ore di discussione. Certamente, su questo, anche 3 giorni, anche 3 anni. Però il problema mio è se noi, come nordici da un lato, italiani dall'altro, riusciamo a costruire nella nostra mente un'idea di quali sono i nostri interessi. E vedo che questo è molto difficile. Vi faccio un esempio. La opposizione ai migranti noi la facciamo dicendo che l'operazione Mare Nostrum è dannosa per loro. Cioè anche chi si oppone a Mare Nostrum, che è giusto, bisogna opporsi perché andare a prenderli a 10 chilometri dalle coste è assurdo, lo fa dicendo che bisogna farlo per il loro bene. Cioè io sento che tutte le volte che si fanno queste discussioni noi evitiamo di parlare del nostro interesse, dicendo che che è l'elemento centrale, non possiamo prenderne uno di più. Posso dire qualcosa? Prego. Sì, io sono d'accordissimo con lei. Però il fatto è che la Chiesa, per quanto Bergoglio possa dire, fare, eccetera, eccetera, che io ripeto, e lo ripeto con convinzione, con le encicliche, con le cose, con corsi e tutto, con anche uno zio che è sacerdote, con le cose, ma veri sacerdoti, quelli che seguono la messa vera, quello che se lo chiami di notte, se qualcuno sta morendo, ti viene, non questi qui che hanno preso le nostre parrocchie. Non i burocrati di adesso. Va bene. Ecco, quello che voglio dire è, ma la politica le va bene questo, perché per quanto possa dire Bergoglio, non fa le leggi. Quindi non possiamo dare tutta la colpa a Bergoglio. No, infatti, prego, sentiamo un altro ascoltatore, prego. Buongiorno, sono Antonella. Buongiorno. Volevo anch'io parlare di questa cosa. Non posso fare discorsi religiosi perché non ne ho la capacità, anche se mi sono avvicinata alla religione da qualche anno, mi sono riavvicinata. Però posso dire, per esempio, quando io sono andata in viaggio, ero andata in Brasile, ero andata in Messico, in quei posti lì,
qualche anno fa, 2003 circa. Mi ricordo che in televisione la sera guardavo dei programmi, c'erano dei talk show dove erano presenti dei preti, non so se erano vescovi o che cosa, non facevano i discorsi che sentiamo qua, ma tutt'altro, dicevano che cosa stanno facendo a Roma, stanno facendo invadere l'Europa dai musulmani, erano molto contrari e devo dire che da loro le chiese sono piene. Io ho molti dubbi, il Bergoglio è sì un populista, piace, anche a me piace tante volte quando dice delle cose, poi dopo ne fa o ne dice altre e sinceramente mi lascia dubbiosa, anche perché apre a tutti, va bene tutto, vanno bene i divorziati, vanno bene i musulmani, va bene gli omosessuali, cioè, ma allora il discorso religioso che io ho sempre sentito da bambina e che mi sono riavvicinata recentemente, cioè si sta disperdendo, quella signora qui ha ragione. Non posso dire altro, posso dire che all'estero ho sentito dire altre cose della Chiesa da parte dei cattolici. Grazie, buongiorno. Saluti, buongiorno. Sentiamo il prossimo. Pronto? Pronto. Sì, buongiorno. Buongiorno. Parlo da Venezia. Io mi riallaccio alla signora, non l'ultima, la penultima, che non si riconosce più nella Chiesa cattolica, eccetera. Io mi sono sempre chiesto come mai nella Lega Nord, che ha una visione molto distante da Roma, non abbia mai pensato, non sia mai nato un movimento religioso diverso dalla Chiesa cattolica. Cioè, come sono nate le religioni lutterana, calvinista e via dicendo? Molto nordiche, molto pragmatiche. Noi abbiamo un guaio Pronto? No, Pronto? Prego, dica. Noi abbiamo un guaio enorme avere la Chiesa cattolica in casa nostra. Va bene, però concentri perché abbiamo altra gente in attesa, dica il suo pensiero. No, niente, volevo sentire un suo parere fondamentalmente. Ho capito, va bene. Su questo fatto che noi ci crediamo al centro del mondo. Tanto c'è un cristiano su ogni 6-7 persone nel pianeta. Sì. E di queste 1 su 2 è cattolico. Grazie. Saluti, buongiorno. Sentiamo il prossimo ascoltatore. No, senta, io sono breve. Dico solo una cosa. Bisogna leggere i Vangeli. No, scusi, mi può leggere? Non sento bene, può parlare? Sì, prima cosa, bisogna leggere i Vangeli. Sì. Lei devo dirlo a tutti i cattolici come risposta ai cattolici oggi. Uno, poi, da sempre, l'ultimo Papa, veramente Papa, è stato Pio XII. Sì. Tutti quelli che sono successi dopo sono due a salvare. Papa Luciani è durato 30 giorni, ha voluto vedere chiaro nello Iore del Banco Mondiale. 30 giorni è durato. Va bene, sì. No, ho capito, ma io sto cercando però di portare il dibattito su un piano diverso. Io non voglio portarlo sul terreno di stabilire chi è davvero cattolico, se la Chiesa cattolica attuale è meglio di quella di prima del concilio o dopo. Io voglio portare il dibattito sul terreno dell'interesse nazionale, cioè che noi come comunità nazionale italiana allo sfacelo e come comunità delle genti del nord troviamo una nostra volontà intorno a un nostro legittimo interesse. È questo che voglio capire io e questa unità non nasce da un dibattito se è meglio il cattolicesimo di prima, di dopo, eccetera. Nasce dal nostro interesse. Allora il nostro interesse è una parola che dobbiamo usare o ci è vietata? Io ho questa impressione che stanno facendo un tale macello e una tale disordine concettuale e emotivo per cui guai a chi nomina l'interesse proprio, della propria comunità parlo, E ho visto che questo fatto, l'incapacità di definire con una certa precisione il concetto di interesse nazionale e su questo costruire un paese, è un dramma storico dell'Italia. Prego, sentiamo il prossimo. Pronto? Chi parla? Buongiorno. Pronto, buongiorno Presidente. Sì, prego.
ho sentito una sequela così spaventosa di baciapile che mi sono venute le bolle. Allora consiglierei a tutti, almeno, di avere la buona volontà di leggersi L'avvenire di un'illusione di Sigmund Freud. Fatemi la cortesia, L'avvenire di un'illusione di Sigmund Freud. Va bene, allora andiamo avanti e io vi avevo promesso... Ah, c'è ancora una telefonata, prego, sentiamo. Pronto? Sono Maurizio della provincia di Padova. Ah, buongiorno, prego. Buongiorno, buonasera. Senta, io ho sentito un bel pezzo della trasmissione, vorrei tornare un momentino alle questioni che riguardavano la scuola che prima lei ha affrontato. Ecco, sì. Allora, io ho 69 anni e mezzo, io ho fatto il preside per 22 anni. In provincia di Padova e in provincia di Venezia. Francamente, in varie scuole, dalla scuola media, tecnico industriale, tecnico turismo, ho un po' girato, 4-5 scuole l'ho fatto, quindi un po' di esperienza credo di averla. Ecco, io francamente, se fossi ancora in servizio nella scuola, io non vedo che vantaggio avrei dal fatto di chiamare gli insegnanti. Proprio non lo vedo, perché parlo per esperienza, non per sentito dire. Allora, nel caso in cui ci siano dei concorsi, ce ne sono stati di tutti i tipi, c'è una graduatoria di questo concorso, ci sono delle persone che hanno sostenuto prove. Guarda che negli ultimi 10 anni... Deve concentrare un po' perché siamo proprio alla fine. Negli ultimi 10 anni in missione Ope Legis di gente che non ha fatto concorsi non ce ne sono state. Tutti quelli che sono entrati avevano fatto e superato dei concorsi. Allora io non vedo per quale motivo... Non è se uno arriva primo al concorso, non è vero questo dato. Il quarto, il quinto, questo dato non lo capisco. Che garanzia in più do alla scuola? Non è così. Anzi, pare che il 30% degli insegnanti in servizio sia entrato senza concorso. Va bene. Allora, purtroppo io ancora una volta non sono riuscito a fare l'uovo che volevo fare, cioè leggervi dei pezzi di questo libro, Italia senza nazione, Manlio Graziano, e di dibattere un po' su questa faccenda di che qual è la nostra volontà, il nostro interesse, se siamo capaci di stabilirli, di definirli e di ritrovarci intorno a questo concetto. Va bene, quindi ci sentiamo la prossima volta, non il prossimo sabato perché di nuovo c'è un'emergenza gazebo legata alle elezioni regionali e quindi ci sentiremo il sabato successivo. Arrivederci, grazie, alla prossima. Avete ascoltato Scuola Padana. Mm-hmm.